dopo i recuperi di campionato dello scorso fine settimana, che hanno concluso e delineato tutte le posizioni in classifica alla fine della regular season, mercoledì ci si tuffa nella Coppa Italia, con i quarti di finale di Serie 1, ai quali partecipano le prime 8 classificate alla fine del girone d'andata, che decreteranno le 4 squadre che andranno a giocarsi sabato 13 e domenica 14 marzo all'RDS Stadium di Rimini la Final Four della Coppa Italia. E sempre mercoledì verranno giocate anche le 2 semifinali di Serie 2 femminile, dove chi vince si giocherà la finalissima domenica 14 sempre a Rimini. Il primo quarto di finale alle ore 17:30 all'Arena di Monza, in diretta su Rai Sport Più HD, vedrà affrontarsi nuovamente a distanza di soli 3 giorni le padrone di casa della Saugella, galvanizzate dal successo di domenica in terra toscana, con le ragazze di Gaspari che hanno concluso la regular season al 3° posto ed erano al 4° al girone d'andata, e le ospiti della Salvino del Bene Scandicci, con le ragazze di Barbolini chiamate subito al riscatto in trasferta per dimenticare il 3-1 subito in casa ed il mancato 4° posto a fine regular season. Mezz'ora più tardi, alle ore 18 al Pala Verde di Villorba, si ritroveranno davanti, ma a campi invertiti, le 2 finaliste di Coppa Italia dello scorso anno, con le Pantere di casa dell'Imoco Voglie Conegliano, che hanno completato con il record di punti la regular season, concludendo a punteggio pieno, e le Farfalle della Unity Work Boost Arsizio, che hanno prima agguantato l'8° posto utile alla fine del girone d'andata con il recupero vittorioso di Casalmaggiore e poi sono risalite fino alla conquista del 4° posto, grazie alla vittoria di domenica nuovamente sulle Casalasche, con le ragazze di Musso rivitalizzate in questo 2021 e come Conegliano semifinaliste in CEV Champions League. Alle ore 18:30 la sfida apertissima tra le 2 rivelazioni del campionato al Pala Fenera di Chieri, con la Reale Mutua sorpresa della prima parte di stagione, dove aveva concluso il Giro di Boa al 3° posto in classifica, e la Delta Despar Trentino, con le ragazze di Bertini che da neopromosse si presentano forti del 6° posto a metà stagione e che stanno cercando di ritrovare in questo 2021 la grinta e la cattiveria perse durante la pausa forzata a fine 2020. Chiuderà il tabellone dei quarti di finale il match del Pala Igor alle ore 19, con le azzurre dell'Igor Gorgonzola Novara, seconde in classifica sia a metà che fine regular season, che proveranno a staccare il pass per Rimini vedendosela con il Bisonte Firenze, con le ragazze di Mencarelli che si presentano con alcune defezioni e reduci dalla sconfitta interna con Brescia, con Alberti e compagne che vogliono nuovamente dare filo da torcere alle campionesse d'Europa in carica come le precedenti sfide di inizio stagione. In Serie 2 sarà sfida tra 2 bellissimi derby, piemontese da un lato e marchigiano dall'altro. La Megabox Valle Foglia, battistrada per diverse settimane del girone est, ha battuto in un incredibile tiebreak interno la Sigel Marsala nei quarti di finale e sarà nuovamente impegnata in casa alle ore 17:30 con la CBF Balducci e il Viarecina Macerata, che ha trovato una clamorosa rimonta nella trasferta di Roma nei quarti di finale, quando sotto per 2-7-0 è riuscita nell'impresa di vincere al tiebreak, e che darà filo da torcere come la sfida precedente in campionato. Dall'altro lato, alle ore 18:30 al Pala Manera di Mondovì, la LPM Banca Alpi Marittime, dopo i rotondi successi per 3-0, prima nei quarti con Soverato e domenica contro Cutrofiano, attenderà l'arrivo dell'Eurospin Ford Sara Pinerolo, che dal ritorno in campo dopo la sosta forzata è stata protagonista di combattutissimi tiebreak, tra cui la remontata vincente in casa di Cutrofiano nei quarti di finale, con le 2 compagini piemontesi che hanno concluso a tiebreak anche le precedenti sfide di campionato del girone Ovest. Il match tra la Saugella Monza e la Savino del Bene Scandicci sarà trasmesso su Rai Sport Più HD, canale 57-58 del digitale terrestre, mercoledì a partire dalle ore 17:30, mentre tutte le altre sfide di Coppa Italia di Serie 1 saranno trasmesse su LVF TV, la web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A femminile. Così come verranno trasmesse anche le 2 semifinali di Serie 2, con le sfide Megabox Valle Foglia, CBF Balducci, Elvia Recina Macerata e dell'EPM Banca Alpi Marittime Mondovì contro Eurospin Ford Sara Pinerolo. Dunque, registrati subito sul sito www.lvftv.com e goditi tutte le sfide di Coppa Italia.